Contro terzi, poi altri, dappertutto saltario. E vite era? Vite, tenere il vassoio là, ma tanto cosa che pida, appena un già è meglio, sa tu. Ma come te, io non lo guidava? E tenerlo. Se dai un cambio, tocco io. Non è automatico e tocca tenerlo a mano. Ah, perché all'inizio uno guidava, Uno guidava, uno teneva e dai un forendo, era un poco paromo e non sentai sul trattore guidare, un poco paromo, sentando se il cambio. Ma in che anni era questo? Parlo della prima guerra. Prima della guerra? Sì, del 30 non comprai il trattore. Ah sì, che trattore era? No, ma il trattore di poco che avevamo venduto. Internazionale, arriva da Chicago e la costava l'ora, pensa del 29, venendo a 30, 25.500 lire, posta qua. Gli anni, ma veniva da Chicago sta tu? No, ma che ha 18, cosa dia? 20? Vada, qui è da bere perché ha fatto le fotografie, quelli che ragazzi tanto contenti. Chi la va adesso? Ha Bassano del Grappa. E chi? Chi è un privato? Un privato, in la officina, no. Cosa che fai? Come antichità, io la provava e avanti. E andava ancora. E a quanto avevi venduto, per curiosità? Ci parliamo una. Però vedi 5.000 lire nel 29 era tanti. Cosa? Tanti. E compravi cosa? De terra? Te compravi, la costava a terra, costava 1000 franchi in campo, te compravi 25 cambi a terra a 2 ore. Pensate tia. Ma dopo verrai a reso sta macchina? Sì, quanto cagara. No, reso i soldi che avevi speso. Ha reso, insomma, Mi riavete il mio conto, te sa ma. te dovevi l'ora 70 scheglie al metro, Al metro? quadro. Sì. Vuol dire mi pare che era 70 franchi per campo. Ah, per campo? Appunto, che per me è Per campo. 70 lire A centesimi, no, 70 al lire metro. e 70 lire al campo? Veniva a fare 70 franchi, neanche 100 franchi, 70 franchi al Un metro. campo. Un campo. E No, fu un anno, te andai a fare il prelevamento, quasi 37-38 quintali di petrolio del consumai, perché andava a petrolio, non a gasolio come che va adesso, oppure a benzina. E in tempo di guerra qua ultima, è andato a Castelfilma perché non era. Andare a Porlo Gamì con il carretto e a bicicletta qui fusti dato del petrolio al consorzio. Anche a me, con le gambe qua, al consorzio. dove era? In fondo? Là c'era. Dove è adesso? Dove è Insomma 27-28 quintali di petrolio all'anno. 37, quasi 40. E siete stati i primi qua nel paese a andare fuori? Non era macchine qua, neanche una qua. E ora chi andavi fuori? Io e sopra lei chi? No, siccome che è venuto in società di Arturi, è venuto da fuori 12.500 lire per modo di fare e era insieme, e andavamo fuori uno dei ori, uno dei altri. Di solito si andava fuori a mio fratello tanti anni. Genio. Angelo. E dopo sono da fuori tanto camicia, le volte che non si sentiva andava a me, e il povero Ioanni, Beppi, Aldo. Anche a Vittorio. E uno guidava e uno guidava, uno teneva la sola. Ieri a testa calda? Porco mondo, lei le fotografie che tenevi al Varsovia. Allora, come Una. No, testa calda, a quattro tempi, insomma. È andata sempre bene? Sempre andava bene, Anche via e rode, qui così, qui pattini, insomma. ferro, e se lei a fin frua da qua. No, gli era di un acciaio che non tacca neanche a Ima, gli era così, gli era sai così a forza. Prima che mettevi i cercioni di ferro perché passa strada, poi andare, sino per un'unica strada. E dopo insieme l'ha fatto Tognolo, il poromiglio Tognolo, metterli in mezzo perché aveva il paddorie e in mezzo c'era il vuoto, in legno in due. Era te montavi su un tocco di legno, te facevi alzare, al Dio. E dopo ti spendevi uno a volta, uno sotto, un spinotto e ti invitavi. E sul guardo, 5 minuti, 10 minuti sotto e mettevi i cerconi. Ma quando chi era Ma cambiare,
poi era fuori. Quando che non si poteva andare da una casa all'altra. Ma dove ha capito compare? A Chicago? Come? No, Valtri, dove ha capito compare? Da Vassoer che era dopo il ponte del Sudegana. No, il ponte di Aprivo. Ah, quello là, era ancora allora Vazzolelli. Sì, il ponte di Aprivo. Era fatta di E lì che è officina è a destra. E lui aveva, per mezzo di uno che gli era qua, anche che ha conoscenze. Qua Pavano. Beh, che è ancora vivo, è da 80 passati. E come mai vi è venuto in mente di comprare la E macchina? dico, gli era a casa perché era via Nitazzo da via, che era mio fratello. E è stato qua che dica in Berui, insomma, di comprare il suo trattore, perché il giorno era, ma te erai, quei vesti te erai tanto così, e gara te erai 50, perché era ottavi, lui pagava quel che era, per modo di dire. Ma lui voleva arare tutto il collo del Vazzolo, che gli era 54 cm. Andava a misurare Per la profondità. Ogni tanto il capitano, tanto che facevo il giro, andava via, se gli era la profondità. Pensate come che Perché guarda che cosa che gli era necessario, dopo non gli era ancora contento, perché anche se me l'hanno fornito, non ancora gli dice basta buttarlo e arare niente. Invece l'ora che era anche un altro trattore da io con l'impuntatore ora. L'impuntatore era di Rumala, soltanto così, e a Salaia. Con la porta, ora che era forte, no, oggi era più forte nostra, perché a pedà 20 a Coso, a Caina, mi ricordo sono andai caricatoraio, 22 quintali a pedava. Invece a porta va sui 13-14 quintali. Ma non vi siete mai tanto contenti ora di avere la macchina? No, eravamo contenti, per cui non vuol dire che e batta Formento. e dopo andare del giorno dovevo andare ai campi, del giorno perché ha fatto l'accordo Giorgio Arturo, andava da toccare sotto Trebbia. Tutta la giornata, dai 3 della mattina che cominciai a battere a Formento via sera e dopo a sera venivi a casa e era in Guaterra che in Udara dove che ti inizi la via il Fornento e ora passa a menare la Ricci, passa a menare Filantin, Perché verdura da toccare andavi? Perché aveva che ne hai 2, 3, 3 Perché aveva 3 vie che andava fuori. e gli ha fatto accordo per 5.000 franchi al giorno a stare fuori o 10 ore, 12. Vabbè, e quando che sei arrivato il trattore ora, che differenza che era sulla RAR a campagna? Quanto tempo che mettevi a RAR? Ecco, arare un campo in gran parte queste terre qua che le pesanti tutte, qui più pesante ti toccava staccare in prima e se no te vai in seconda in quanto in 3 ore ti era in campo. Mentre prima con le vacche quanto che mettevi? Spesso vacche. Porca vita. E anche te erai così con le vacche, invece col trattore te erai così. E di quante ore preso poco? Erano quei mesi e non so di più di mezza giornata. Ma attaccare alle 3 la mattina, se andai a finire a mezzodì qua. Che era una giornata praticamente. Mezza giornata? Ieri una giornata o 2 ore? Ah, beh, 2 ore. 8 ore sarebbe stato. Sorry. Sì o no? Che voi a 8 ore? Sì, quei E mesi. non che le vuoi insegnare di più?